I carabinieri della stazione di Siculiana, con il supporto dei militari della stazione di Realmonte, nel corso di un controllo finalizzato al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un operaio di 52 anni ritenuto responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. I militari in particolare hanno accertato che l'uomo, dopo aver prelevato rifiuti speciali, tra i quali anche Eternit e amianto, da un cantiere edile ubicato nel territorio di Realmonte, li avrebbe successivamente abbandonati in assenza di autorizzazione incontrata a Busacchia di Porto Empedocle, all'interno di un'area privata. Il mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti e l'area interessata, estesa circa 20 metri quadrati, sono stati sottoposti a sequestro anche al fine di provvedere a una dettagliata campionatura e analisi. L'attività si inserisce nell'ambito dei servizi predisposti dall'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e del territorio, con particolare attenzione al contrasto delle condotte illecite connesse alla gestione e all'abbandono dei rifiuti, che, come in questo caso, oltre a danneggiare il paesaggio, costituiscono un grave pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini e fonte di inquinamento delle falde acquifere.